Sono in netto miglioramento le condizioni di salute del giovane di 27 anni di Girasole, rimasto ferito il 13 agosto davanti al locale Basaura Bici a Tortolì. Nella notizia all'ASL di Nuoro, il giovane era stato sottoposto martedì mattina dopo il ricovero nell'ospedale San Francesco di Nuoro a un delicato intervento chirurgico eseguito in emergenza nel reparto di neurochirurgia dallo staff del dottor Maurizio Paulis. Nel fine settimana le condizioni di salute del paziente sono migliorate, rileva l'ASL, e il giovane, che ora è vigile, è stato trasferito dal reparto di rianimazione a quello di neurochirurgia. Alla conclusione del percorso terapeutico, il giovane nei prossimi giorni potrebbe lasciare l'ospedale San Francesco. Intanto i carabinieri della stazione di Tortolì, nella giornata di mercoledì, avevano identificato l'aggressore del 27enne. Si tratta di un 21enne originario del Sassarese, addetto alla sicurezza del locale di Tortolì. Il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lanusei con l'accusa di lesioni aggravate. Le indagini dei carabinieri, che avevano visionato i filmati delle telecamere di sicurezza e raccolto alcune testimonianze, hanno permesso di individuare l'autore dell'aggressione. Il giovane colpito da un pugno era caduto battendo la testa. Ancora in fase di accertamento da parte dei militari il movente del gesto dell'addetto alla sicurezza del locale.